Bene, siamo in live, bentornati su Parresia. Dunque, come potrete notare oggi la mia voce sembra un miscuglio tra Amanda Lear, Valeria Golino e l'imperatore Palpatine, ma in questo periodo sembra un lazzaretto umano. Ciò però, insomma, non ci ha impedito di preparare questa puntata dedicata alla cavalleria e al suo uso in età napoleonica. Ne parleremo ovviamente con un ospite molto gradito come il prof Marco Bognardi, che ringrazio molto, quindi bentornato Marco. Grazie Luca, anche se ti vedo un po', come dire, sottotono, speriamo di cercare di tirare su il tono. Vabbè, vorrà dire che parlo io, tanto come mi dicono sempre al lavoro, parlo sempre, non sto mai zitto e quindi anche in questo caso farò così, insomma, dai, ecco. Beh, grazie per per aver detto praticamente che forse non so niente. No, non è vero, qualcosina so. No, ma no, No, sto scherzando, dai Marco, si fa per dire. diciamo a causa della voce, ecco, per cui non ci mancherebbe, anzi, La mia a me voce fa è piacere. veramente guarda, non Mi ti fa potrei nemmeno dire che sia sexy, perché in realtà fa proprio schifo. Allora, entriamo mi fa magari piacere fare il allora, live con te. entriamo ovviamente nel vivo intanto di questa live e dell'argomento di cui andremo, o meglio andrai sicuramente molto più te che me a trattare. E io intanto ti chiederei di agevolare le tue slide e di Quindi partire. Sì, esatto. condivido la presentazione che ho fatto. Come al Grazie. solito cerco sempre di fare, come dire, qualcosa che possa essere utile e interessante un po' per tutti. Insomma, qualcosa per cercare di dare un contributo. Insomma, normalmente a me non piacciono molto quelle live, quelle chiacchierate in cui così si parla un po' del nulla. Allora io penso sempre di mettere giù un PowerPoint e, come dico sempre, se poi qualcuno lo volesse mi scrive e glielo mando senza alcun problema. Ecco, è stato per me un piacere, un divertimento in queste sere mettere insieme questo PowerPoint. Ho visto tra l'altro che, parlando di cavalleria napoleonica in battaglia, hai usato il quadro di Edouard de Tail su il quarto Dragoni alla battaglia di Iena, la cattura di uno stendardo prussiano, battaglia di Iena del 1806 e niente, quindi partiamo con quello. Ecco. Dunque, vabbè, banalmente, velocemente, se siete interessati a seguire le cose che racconto, le cose che mi piace, su cui mi piace chiacchierare, mi piace un po' intrattenermi, ecco, avete la possibilità di seguire altre cose che ho fatto sul canale Domus Orobica, che è quello con cui sono partito, canale Parabellum Mirko Campochiari, Vlad sul suo canale Sparastoria, diciamo live un po' più tecniche, e poi abbiamo fatto la volta scorsa, prima delle vacanze estive, una live parlando praticamente della fanteria, dell'evoluzione storica della fanteria, dell'impiego delle armi della fanteria nell'Ottocento, e adesso ci attacchiamo dentro, come dire, il discorso della cavalleria. Recuperato ovviamente questa live, e tra parentesi ti dico già che un nostro ascoltatore dice, anzi mi chiede di convincerti a fare una live insieme a me su Waterloo, che è stata raccontata da molti ma mai spiegata. Quindi Guarda, questo è un invito, preparati. quell'ascoltatore lo conosco bene perché è un carissimo amico, Marco Cioffi, che saluto e ringrazio di essere presente. Ne parlavamo qualche settimana fa. Io su Waterloo ho sempre qualche remora e qualche dubbio, perché è vero che è, come dire, la battaglia, secondo me, in modo non corretto, più conosciuta delle guerre napoleoniche, poi avremo anche occasione di dire perché, però ne parlano tutti, quindi a me piace sempre cercare di fare qualcosa un po' di diverso. Vabbè. Parliamo di cavalleria, parliamo di combattere a cavallo, parliamo di qualche cosa che è sempre stato considerato nobile, il combattente, il cavaliere, che rispetto al fante, a quello che ha gli scarponi, si direbbe adesso, sul terreno, combatte in una posizione sopraelevata, quindi c'è una sorta di superiorità, oltre che sociale, anche di tipo psicologico del cavaliere rispetto al fante. Insomma,
Pensate anche ad esempio, non lo so, ai Cavalieri dell'Aria, erano chiamati così i piloti della Prima Guerra Mondiale, che appunto si elevavano rispetto al combattente delle trincee e quindi richiamavano un po' alla memoria, ecco, l'idea del cavaliere. Peraltro non è un caso, ad esempio, che Francesco Baracca sul suo aereo avesse appunto il cavallino rampante che poi, come sapete tutti, è diventato il simbolo della Ferrari. Cavalleria che esiste anche adesso, perché la cavalleria come arma non è sparita, e si è trasformata in corazzati, e qui per esempio avete un nostro mezzo Centauro, che è uno dei mezzi delle autoblindo che equipaggia la cavalleria. Abbiamo parlato di cavalleria, di mezzi moderni. Ecco, facciamo subito una distinzione, a mio modo di vedere, che è molto importante, e cioè bisogna cancellare un po' dalla propria idea, dalla propria testa, il fatto che la cavalleria napoleonica fosse un po' come sono i mezzi corazzati adesso, come sono i carri armati attualmente. È vero, perché è assolutamente vero, e avremo occasione di discuterla questa cosa, è vero che le funzioni della cavalleria negli eserciti napoleonici durante le guerre napoleoniche fosse più o meno simile soprattutto alcune tipologie di attività simili a quella dei mezzi corazzati, però diciamo i mezzi a disposizione, in questo caso il termine mezzo è mezzi a disposizione, i mezzi a disposizione sono ovviamente molto diversi, perché come mi è capitato più volte di dire, insomma, il cavallo non fa quello che vuole, mentre un mezzo meccanico guidato da un autista ha la possibilità sicuramente di essere più gestibile rispetto a un cavallo che ha le sue esigenze. Alla fine è un animale, quindi ci sono indubbiamente delle esigenze. Al di là di questa, come dire, chiacchierata iniziale, chiacchierata introduttiva, a me pare furbo, pare interessante, pare intelligente vedere dei numeri, cioè farsi un'idea di quella che è la dimensione della cavalleria negli eserciti napoleonici. Normalmente si parla di guerre napoleoniche, si dice sempre sì, nelle guerre napoleoniche c'era la fanteria, c'era la cavalleria, c'era l'artiglieria. Vediamo qualche numero: qual era la percentuale della cavalleria, dei cavalieri sul campo di battaglia? Qui ho riportato alcuni esempi di battaglie del periodo napoleonico, alcune poi ce ne sono tantissime altre, potete anche andare voi a cercare tranquillamente anche su Wikipedia, benché i dati magari non siano precisissimi, questi non sono presi da Wikipedia. Vedete che mediamente la percentuale dei cavalieri presenti in un esercito in battaglia era dell'ordine dal 15 al 20% mediamente, con punte superiori, per esempio l'esercito alleato a Borodino. Quando dico alleati intendo i francesi e i loro alleati, altrimenti sul fronte opposto si direbbe coalizzati. Quindi gli eserciti coalizzati sono ad esempio gli eserciti austro-russo ad Austerlitz, piuttosto che gli eserciti austriaco, francese, prussiano nella campagna del 13 e nella campagna del 14. In quel caso si parla di coalizzati, e per quanto riguarda i francesi è più opportuno dire eserciti alleati. Siccome a Borodino c'erano un po' tutti, perché c'erano i francesi, c'erano i polacchi, c'erano i sassoni, c'erano gli italici, c'erano un po' tutti, c'erano i württemberghesi, c'erano tante truppe della Confederazione del Reno, diciamo è un esercito alleato. Al di là di questa digressione, se voi guardate i numeri, voi vedete che le percentuali sono oscillanti, come dicevo appunto, tra il 15 e il 20%. Poi ci sono punte inferiori, per esempio tipico degli eserciti francesi nelle prime campagne, penso alla prima campagna d'Italia, penso alla campagna d'Egitto e Siria, e penso alla seconda campagna d'Italia, quella culminata con la battaglia di Marengo. La quantità dei cavalieri francesi era molto, molto inferiore,
sia come numero che anche come qualità rispetto a quello degli eserciti avversari, cioè rispetto a quello degli eserciti, nel caso di Marengo dell'esercito austriaco. Quindi per sintetizzare questo ragionamento che abbiamo fatto, qui vedete riportate le percentuali in linea di massima. Cosa vuol dire quando parliamo di fanteria? Vuol dire fanteria di linea, fanteria leggera, i granatieri, gli Jäger, la fanteria della guardia. Quando parliamo di cavalleria intendiamo tipicamente le 3 specialità della cavalleria, come vedremo fra un attimo, cioè la cavalleria pesante, la cavalleria leggera e la cavalleria di linea, no? Poi c'era l'artiglieria, cioè i pezzi d'artiglieria. Qui ci tengo a sottolineare e a farvi notare una cosa, a mio modo di vedere, interessante, e cioè il costo delle unità. Quanto costava agli stati mettere in piedi, mantenere, addestrare, vestire un reparto di fanteria, un reparto di cavalleria e un reparto di artiglieria. Così uno ha anche le idee e si chiede perché, magari uno potrebbe chiedersi, ma perché io non faccio tutti i cavalieri piuttosto che, per un problema come sempre di costi, no? Per cui tipicamente il battaglione di fanteria aveva un costo pari a 1, e un reggimento di un battaglione di fanteria, stiamo parlando di 600-700 uomini, indico con 1 un ipotetico costo unitario e lo rapporto agli altri. Il reggimento di cavalleria, che di uomini ne aveva mediamente meno, tenete conto che un reggimento di cavalleria, come vedremo successivamente, praticamente era fatto da 4 squadroni di un centinaio di uomini l'uno, quindi 400-450 uomini, ha un costo molto maggiore, costa da 8 a 12 volte il costo di un equivalente, anzi direi il reparto di fanteria era più consistente, di un reparto di fanteria sul campo di battaglia. Perché questa variabilità? Perché 8-12? Perché per esempio costavano molto meno alcuni reparti che non erano riccamente vestiti, come i cacciatori a cavallo, gli ussari costavano molto di più, quelli che costavano più di tutti, sia per quanto riguarda le cavalcature, come vedremo fra un attimo, che per quanto riguarda l'abbigliamento, l'addestramento, la corazza, erano appunto i corazzieri, che erano diciamo le unità di cavalleria col costo maggiore. E poi per contro, così avete un'idea anche di questo, l'artiglieria operava in batterie. Cosa vuol dire una batteria? Vuol dire 6-8 cannoni. Il costo era 2-3, perché 2-3? Perché le batterie c'erano sia quelle a piedi, in cui i serventi ai pezzi andavano a piedi sul campo di battaglia, e poi c'erano le batterie a cavallo, in cui i serventi, anziché andare a piedi, erano montati su cavalli, e quindi c'era un costo diversificato. Questo secondo me dà un'idea abbastanza interessante di una serie di aspetti che, come dire, non vengono mai trattati. Peraltro... Scusa, ti interrompo un attimo, questa la devo dire. Quando ho visto all'inizio le tue slide, quando me le avevi mandate, ho pensato, ma questo costo 1 effettivamente che cos'era? Perché mi sembrava un po' un gergo tra chi è molto bravo di fatto come te a giocare con le miniature e quant'altro, o tipo Simil Magic, l'adunanza. E infatti ho detto, ma questa cosa non mi era molto chiara. Grazie che hai specificato tutto ciò. No, il discorso del costo 1 è perché, cioè, è un modo anche tecnico per sganciarsi dal valore della moneta. Cioè, siccome il valore di una moneta cambia nel corso degli anni, dei decenni, se uno mette, perché se voi andate a cercare sui documenti originari, voi trovate il valore, quei dati lì che ho riportato era il costo in franchi per le unità francesi. Trovate il costo in franchi, però dice poco, allora l'ho rapportato facendo finta che il riferimento fosse il reparto di fanteria, che costava 1, e in proporzione tutti gli altri, così uno ha un'idea. Andiamo avanti. Per quanto riguarda, ecco, qui vedete le stesse proporzioni su altri eserciti. L'esercito napoleonico nel 1812, tutto l'esercito, prima abbiamo visto dei dati relativi alle battaglie, tutto l'esercito nel suo complesso aveva un cavaliere ogni 5,8 fanti, che vuol dire 14,7%, sia l'esercito austriaco che l'esercito prussiano, che
in entrambi i casi i due stati si trovano, hanno una collocazione geografica che in parte comprende dei terreni montuosi, quindi poco adatti all'uso della cavalleria, percentualmente erano meno consistenti come quantitativo di cavalleria. Per contro invece l'esercito russo del 1812 era quello che aveva la componente montata più consistente, ed è anche intuitivo essendo la Russia uno stato, all'epoca un impero, l'impero russo, in cui vi sono molte steppe, vi sono molte zone adibite a pascole, quindi la cavalleria proliferava molto in questi eserciti. Entriamo nel dettaglio come si dice, delle tipologie di unità, le specialità della cavalleria. Come ho già detto precedentemente, la cavalleria si divideva in cavalleria pesante, cavalleria di linea, cavalleria leggera, e poi c'erano i lancieri che erano, come dire, una cosa a parte, poi lo vediamo. Cavalleria pesante cosa vuol dire? Vuol dire tutti i reparti, usiamo un termine non corretto ma almeno ci intendiamo, corazzati, quindi che portavano un elmo, che portavano una corazza, tipicamente i corazzieri, i carabinieri, ma non solo, perché la definizione di leggera, pesante o di linea dipende soprattutto dal peso, dalla dimensione del cavallo e del cavaliere, come vedremo fra un attimo. C'erano anche dei reparti che appartenevano alla cavalleria pesante che non avevano la corazza, come i granatieri a cavallo, come molti reparti della guardia, sia francesi che anche di altri paesi. La gendarmeria a cavallo è considerata cavalleria pesante e così via. Poi saltiamo un attimo la cavalleria di linea, su cui dovremmo fare un paio di discorsi. Poi c'era la cavalleria leggera anche qui, perché è leggera per il peso del cavallo e del cavaliere, vuol dire ussari, vuol dire cacciatori a cavallo, vuol dire dragoni leggeri. Quando c'è la specificazione, per esempio, nell'esercito inglese di light dragons, sono reparti di cavalleria leggera. I cavalleggeri, perché per esempio nell'esercito austriaco non si parlava di cacciatori a cavallo ma di cavalleggeri. Gli esploratori, gli Jäger a cavallo dell'esercito prussiano, ma anche le truppe irregolari come i cosacchi e i tartari erano considerati cavalleria leggera. E veniamo alla cavalleria di linea. Allora, intermedia fra i due è la specialità dei dragoni, che rappresenta la cavalleria di linea. Poi all'epoca nessuno parlava di cavalleria media, tutti si riferivano alla cavalleria pesante, alla cavalleria leggera e ai dragoni, poi dragoni o cavalleria di linea. Poi per comodità, come dire, per classificare, forse perché agli esseri umani piace molto l'idea di classificare le cose, gli è stato dato il termine di cavalleria media, per cui in tante pubblicazioni l'ho trovato indicato come medium cavalry, cavalleria media, che però era un termine che all'epoca non usavano. E poi c'erano i lancieri. Due considerazioni appunto sul cavallo, anche questa è una cosa di cui normalmente non si parla quando si parla di queste cose qui. L'altezza al garrese. Cos'è l'altezza al garrese? Lì ho trovato una fotografia di un cavallo, di un baio di colore scuro, che è una tipologia di colore, il baio, un baio di colore scuro con un'altezza al garrese di 1,50 m. Cos'è l'altezza al garrese? È dallo zoccolo fino a dove c'è l'articolazione diciamo tra il collo e la scapola del cavallo. Lo vedete in quella schematizzazione. Vedete, la cavalleria pesante aveva un'altezza al garrese maggiore, poi via via a scendere per arrivare alla cavalleria leggera, per cui il nostro cavallino che vedete in questa immagine potrebbe tranquillamente essere un cavallo della cavalleria leggera, e quella signorina che lo sta tenendo per le briglie potrebbe tranquillamente avere la dimensione, secondo me, di un ussaro, ma forse probabilmente anche di un dragone. Tenete conto che i cavalli della cavalleria avevano un peso che variava grosso modo dai 250-300 kg, i cavalli più leggeri,
per cui i poni dei cosacchi avevano queste dimensioni, questi pesi. I cavalli più pesanti, i cavalli della cavalleria pesante, avevano un peso che si aggirava sui 500, in qualche caso si poteva arrivare ai 600 kg. Dimenticatevi i cavalli molto più corpulenti, che sono i cavalli da tiro, che venivano usati per esempio nei trasporti, nei traini d'artiglieria, piuttosto che nei carri da trasporto. Ecco. Diciamo una cosa particolare sulla cavalleria e sui cavalli. Noi abbiamo attualmente un'idea non corretta di come fossero le razze equine all'epoca delle guerre napoleoniche, perché noi siamo abituati con delle razze equine che derivano da una serie di incroci, da una serie di gestione di allevamenti che si è sviluppato, l'equitazione, sto parlando di questo, l'equitazione si è sviluppata soprattutto alla fine dell'Ottocento, per cui quei bei cavalli che vediamo a volte in parata, ecco, non dovete pensare che fossero i cavalli che usavano all'epoca. Se voi prendete queste altezze al garrese che sono indicate in questa slide e le applicate a dei riferimenti dell'equitazione attuale, sono tutti dei cavalli di una dimensione abbastanza limitata, abbastanza ridotta. Ecco. Per cui tenete presente che anche tutte quelle rappresentazioni, piuttosto che tutte quelle finzioni cinematografiche che si vedono e che fanno riferimento al periodo, hanno sempre questo limite di fondo sulle caratteristiche dei cavalli. I colori dei cavalli, i più apprezzati erano i cavalli di colore scuro, in particolare i cavalli di colore nero, che addirittura nel caso delle unità pesanti, quindi dei corazzieri piuttosto che della gendarmeria, erano i colori preferiti, però i colori tipicamente erano di varia natura, di varia foggia. Lì vedete il nero, il bruno, il baio chiaro, scuro, che sono delle tonalità differenti di marrone, piuttosto che le tonalità differenti di colore rossiccio, il sauro chiaro, rosso-bruno, piuttosto che tonalità più chiare come il grigio, il roano azzurro e il bianco. Tenete conto che in tutti i casi, tranne ovviamente il caso del cavallo... C'è un problema col server? No, io ti sento tranquillamente. Ok, no, scusa, perché ho visto... Vai. Perché io scusami, stavo dicendo, tutti questi cavalli che hanno una colorazione uniforme molto spesso avevano la stella sul muso, che è quel segno bianco che vedete proprio su questo cavallo, lo sto indicando con il mouse, piuttosto che a volte, in molti casi, avevano le calze. Cioè, cosa sono le calze? È questa parte terminale del piede di colore più chiaro. Senti, ti fanno una domanda. È vero che i cavalli... Io non sono un esperto di equitazione, per cui magari c'è qualcuno che fa equitazione e mi dice no, ma ha detto delle cose, però ecco, queste sono le informazioni che ho raccolto. Mi sembrava furbo e interessante raccontarlo, soprattutto raccontare questo fatto che l'evoluzione delle razze equine e un certo modo di fare equitazione, di cavalcare, di utilizzare i cavalli è qualche cosa che arriva dopo le guerre napoleoniche. Scusami, ti ho interrotto. No, figurati, è una domanda di un nostro ascoltatore che ti chiede se è vero che i cavalli addestrati per la guerra nella foga della battaglia mordevano. Allora, mordevano non lo so, spesso davano fuori di matto, perché è un animale e in certe situazioni avevano dei comportamenti abbastanza imprevedibili. Prendiamo ad esempio una cosa di cui tutti noi abbiamo esperienza. Avete mai visto il Palio di Siena, quando c'è il cavallo scosso, cioè il cavallo che perde il fantino, che continua a correre per conto suo? Ecco, questa era una cosa che a volte capitava sui campi di battaglia, cioè il cavaliere veniva colpito, cadeva, ma il cavallo rimaneva in formazione con il reparto e quindi continuava a operare tranquillamente. Diciamo, era un cavallo scosso, però continuava a svolgere la sua funzione all'interno del reparto. Ecco, queste curiosità, piuttosto che si imbizzarriva, piuttosto che non
non faccio fatica a credere che in qualche caso potesse anche mordere il cavallo vicino piuttosto che un cavaliere vicino. Ecco. Bene, andiamo avanti. Allora, l'andatura dei cavalli, il cavallo, come dicevo, non è un carro armato, perché il cavallo non è un carro armato, e quindi va come vuole lui, anche perché non è che il cavallo possa essere sfruttato fino al limite del suo esaurimento. Ecco, il cavallo, per avere un'indicazione di massima, manovravano tipicamente, i reparti manovravano al passo. Cosa vuol dire andare al passo? Vuol dire fare circa 100 metri al minuto. Cosa vuol dire al trotto? Cosa vuol dire al galoppo? Vuol dire 200-300 metri al minuto. Secondo me la cosa più interessante è quella che vedete lì a metà di questa slide. Qual è la distanza che riusciva a coprire un cavallo, diciamo un reparto di cavalleria, mediamente quando era in buone condizioni. Quando dico buone condizioni vuol dire che i cavalli erano curati, erano trattati bene, erano foraggiati, facevano in media 30-40 km al giorno. In qualche fonte ho trovato anche qualcosa meno, sui 25, in qualche altro ho trovato qualcosa di più. In marcia forzata, quindi sfruttando al massimo le possibilità del cavallo, ecco, si poteva arrivare fino a 50-60 km al giorno. Tenete conto che un reparto di cavalleria non è che potesse operare tutti i giorni in marcia forzata, poi era necessario fermarsi e far riposare i quadrupedi. Le perdite di cavalli durante le campagne napoleoniche sono state particolarmente consistenti. Oltre alle perdite umane c'è stata una moria di cavalli notevole durante tutte le guerre napoleoniche, e mediamente, dai dati che ho trovato, anche questo è un dato che non si trova facilmente, durante una campagna i reparti perdevano dal 30 al 50% dei propri cavalli. In particolare questo dipendeva molto anche da come i cavalli venivano trattati e curati. E qui diciamo subito una cosa che è curiosa e interessante. Lo Stato che curava, l'esercito, non lo Stato, scusate, l'esercito che curava meno bene i propri cavalli era proprio l'esercito francese, che, come vedremo, era il meglio addestrato e quello che riusciva a comportarsi meglio i reparti di cavalleria sul campo di battaglia, ma sicuramente era quello che trattava meno bene i cavalli e quindi aveva una maggiore moria di cavalli. Molto migliore era ad esempio il trattamento dei cavalli della cavalleria da parte dell'esercito austriaco imperiale. Poi c'erano delle situazioni, come ad esempio in campagna di Russia, in cui la moria dei cavalli ha superato addirittura il 100%. Cosa vuol dire il 150%? Vuol dire che i cavalli che morivano venivano rimpiazzati, e in questo caso il reparto doveva essere rimpiazzato più della totalità dei cavalli che erano presenti all'inizio della campagna. Il 150% significa questo. Andiamo avanti, perché non mi ricordo più. Ecco qui. Oltre al discorso legato alla corporatura, la corporatura non è proprio corretto parlando di un cavallo, insomma, alla dimensione del cavallo, la tipologia del cavaliere influenzava molto la sua appartenenza a un reparto piuttosto che a un altro. Qui vedete quella che è l'altezza minima degli uomini per la cavalleria. Un ussaro doveva essere alto almeno 1,60 m, poi via via a crescere, i dragoni 1,70 m, i corazzieri carabinieri 1,73 m, mediamente 1,75 m, 1,80 m. Io, che sono quasi 1,90 m, sarei un po' fuori scala. Ecco. Tenete conto, e ci tenevo a riportare questo riferimento che a me sembra interessante e curioso. In Francia, durante le guerre napoleoniche, c'è qualcuno che ha perso, come dico, di solito la propria giovinezza a studiare queste cose. Insomma, ha studiato quella che era l'altezza media degli uomini. L'altezza media degli uomini era 1,67 m, 1,68 m. Ecco. Attualmente l'altezza media degli uomini in Francia è un po' maggiore, 1,74 m, per cui ad esempio facciamo una considerazione nota a tutti. Tutti dicono che Napoleone era piccolo,
è noto, accertato, perché l'hanno misurato sul cadavere, era alto 1,68, per cui Napoleone non era piccolo, Napoleone era assolutamente nella media. C'è qualche domanda, qualcosa di interessante? Ma sì, però ci arriveremo, perché esistevano Vado diverse avanti. specialità all'interno della cavalleria, avevano compiti differenti, ma ci arriviamo tra poco. Bene, va bene, perfetto. Sì, sì, certo, ovviamente le specializzazioni erano legate all'impiego e alle caratteristiche che poi vedremo avere i vari reparti sul campo di battaglia. Qui ci ho tenuto anche a riportare, come vedete, faccio un breve inciso, in tutte le slide cerco di mettere anche delle raffigurazioni, delle rappresentazioni, molte sono del mio amico Giuseppe Rava, che è un illustratore di Faenza, altre sono di importanti illustratori, vuoi della metà dell'Ottocento, vuoi magari illustratori più recenti, più moderni. Questa, per esempio, è una delle planche di Lucien Rousselot, che è un illustratore francese diciamo del Novecento, e riporta dei corazzieri francesi. Qui vedete, ho riportato nel 1804, quindi quando è stata istituita la Grande Armée al campo di Boulogne, prima delle varie campagne della Grande Armée, qui vedete la distribuzione dei reggimenti della cavalleria francese. Se ci fate caso, lasciate perdere un attimo la guardia, se ci fate caso, guardate le truppe di linea, alla fine il nucleo principale era costituito dai dragoni. I dragoni, che erano la cavalleria di linea, era quella che faceva il duro e sporco lavoro in molti casi, e infatti la maggior parte dei reggimenti erano reggimenti di dragoni. C'erano anche molti reggimenti di cavalleria leggera, tutti noi abbiamo in testa l'idea degli ussari, ma soprattutto erano i reggimenti di cacciatori a cavallo. Perché? Il discorso che abbiamo fatto prima, perché a parità di impiego sono due reggimenti di cavalleria leggera, i cacciatori a cavallo costava meno vestirli, e quindi era molto meglio avere un reparto di cacciatori a cavallo piuttosto che uno di ussari. La stessa cosa voi la potete trovare se fate una valutazione della distribuzione dei reggimenti, per esempio nell'esercito austriaco. Qui ho riportato il dato del 1809, dell'esercito prussiano, qui ho riportato il dato del 1805, prima della campagna del 6, quella di Jena-Auerstadt, piuttosto che dell'esercito russo. Ecco, dell'esercito russo si fa sempre un po' fatica a riuscire a capire, a risalire diciamo, alla numerosità dei reggimenti, dei reparti. Qui ho trovato dei dati che mi sembrano ragionevoli per il periodo del 1805, appunto, e vengono appunto indicate la distribuzione di queste tipologie di reparti. Una cosa curiosa che ci tengo sempre a sottolineare e indicare: vediamo come venivano schierati sul campo di battaglia i reggimenti di cavalleria. I reggimenti di cavalleria voi li vedete indicati con un rettangolino che per metà è colorato e per metà è in bianco. Questo è il campo di battaglia di Waterloo, che è secondo me la battaglia napoleonica più conosciuta, e senza motivo, a mio modo di vedere, è più conosciuta soprattutto perché è l'ultima. Ma se uno tenesse in considerazione che il principale nemico dei francesi durante tutte le guerre napoleoniche non è stato l'esercito inglese, ma è stato l'esercito austriaco imperiale, e i francesi si sono scontrati molto di più con i russi, con gli austriaci, con i prussiani, il fatto che ci si riferisca sempre a Waterloo alla fine ha portato nella testa di molte persone a pensare che le guerre napoleoniche siano state uno scontro sul campo tra i francesi e gli inglesi, cosa che è vero che gli inglesi erano sempre dietro a tutte le coalizioni antifrancesi che sono state messe in campo, però sul terreno, sul campo di battaglia, si sono incontrati soltanto nella guerra di Spagna, quindi durante la campagna peninsulare, come viene chiamata, piuttosto che nella campagna del
del 15 a Waterloo. Allora, vediamo come era distribuita la cavalleria. Qui guardiamo prima i francesi, ho evidenziato con dei cerchietti tratteggiati, sulle ali la cavalleria leggera a protezione dei fianchi, e al centro di riserva la cavalleria di linea, quindi i dragoni, e la cavalleria pesante, e a volte anche dei reparti di cavalleria leggera. La stessa cosa per quanto riguarda l'esercito inglese, quindi sui lati la cavalleria leggera a protezione dei fianchi. Qui tra l'altro si nota bene come l'esercito inglese avesse grandissimo timore di un aggiramento sul proprio fianco sinistro, questo che sto indicando quindi il fianco sinistro, diciamo, visto in questa cartina, avessero timore di un aggiramento su questo fianco con taglio delle linee di comunicazione verso Bruxelles. E anche l'esercito inglese aveva reparti di cavalleria pesante e di linea di riserva. Perché vi faccio vedere questa cosa? Perché non è così scontata, e perché fino ai grandi scontri del Settecento mediamente non era così. La cavalleria normalmente non veniva tenuta di riserva dietro alle linee di fanteria. Vedete che qui davanti avete le linee di fanteria e di artiglieria. La cavalleria veniva sempre schierata sui lati, sia la cavalleria leggera che la cavalleria di linea e la cavalleria pesante dei corazzieri. L'idea era quella di affrontare la cavalleria nemica, batterla e poi chiudere sui fianchi l'esercito nemico. Se voi guardate molte battaglie federiciane, molte battaglie della guerra dei 7 anni, vedete che lo schieramento era molto diverso. Anche questa è una sorta di innovazione del periodo napoleonico, legata al fatto che la cavalleria era considerata un elemento risolutivo per la battaglia napoleonica. Andiamo avanti, così rispondiamo alla nostra richiesta che ho visto che è arrivata, e vediamo un attimo cosa vuol dire cavalleria pesante. Cavalleria pesante in parte l'abbiamo anche esattamente come dice Alessio Baccetti, è l'idea di canne. Cavalleria pesante vuole dire quei reparti lì di cui abbiamo già detto, corazzieri, carabinieri, granatieri a cavallo. Stiamo parlando di cavalli di taglia importante, molto robusti, ma allo stesso tempo lenti, cioè non era un cavallo scattante, agile, che potesse fare con il cavaliere in groppa delle manovre particolarmente ardite. È un cavallo molto, tra l'altro anche difficile da addestrare, lento, tipicamente operavano in formazione chiusa. Gli uomini erano uomini corpulenti, erano gli uomini più grossi che c'erano a disposizione negli eserciti, erano armati con spade dritte. L'arma principale della cavalleria pesante è la spada dritta, e come arma secondaria c'erano carabine, pistole, io a volte li chiamo anche pistoloni, perché se guardate queste carabine, più che un fucile corto assomigliano di più a una pistola lunga, e quindi a volte, come già vi dicevo, la cavalleria pesante poteva avere degli elmi sulla testa piuttosto che delle corazze, che avevano una loro funzione molto importante. Contrariamente a quello che si pensa, soprattutto l'elmo, perché molti colpi venivano dati sulla testa del cavaliere, e quindi la protezione dell'elmo era piuttosto importante. Anche la protezione della corazza non era banale, tant'è che la protezione della corazza, per esempio, ti salvaguardava da un colpo diretto di pistola piuttosto che un colpo diretto di moschetto, che la palla, se colpiva la corazza, si spiaccicava, si deformava e non riusciva a penetrare. Sviluppavano ovviamente una massa d'urto notevole, e per quello che nell'immaginario collettivo c'è l'idea che siano un po' come i carri armati da sfondamento. Lasciamola lì, non è proprio vero. Lo scopo per cui venivano usati sul campo di battaglia era di caricare la cavalleria nemica, e in alcuni casi, come è ben noto, di infrangere la linea difensiva avversaria, la linea difensiva della fanteria. Avevano poi
un ruolo di inseguimento solo sul campo di battaglia, quindi non terminata la battaglia. Lo scopo principale era quello di trasformare una ritirata che sembrava una ritirata ordinata in una rotta vera e propria, e quindi di uno scontro che fosse terminato alla pari in una vittoria decisiva. Saltiamo alla cavalleria leggera. La cavalleria leggera cosa vuol dire? Vuol dire ussari, dragoni leggeri, cacciatori a cavallo, guide, esploratori. Questa volta abbiamo a che fare con cavalli di piccola dimensione, cavalli veloci. La cavalleria leggera operava in formazione chiusa piuttosto che in formazione di schermaglia. Gli esploratori erano tratti dalla cavalleria leggera, erano uomini minuti, molto agili, anche loro armati come arma principale con un'arma bianca, una sciabola, diverso dalla spada, poi vedremo la differenza, e avevano in dotazione delle carabine piuttosto che una coppia di pistole. L'impiego era quello esplorante e quello degli attacchi sul fianco, gli attacchi alle spalle, la protezione della linea di fanteria sul fianco e così via. Lo scopo della cavalleria era l'inseguimento su lunghe distanze dell'esercito nemico. Si ricorda ad esempio l'inseguimento della cavalleria francese contro l'esercito prussiano battuto nella doppia battaglia di Jena-Auerstadt dell'ottobre del 1806, che ha trasformato 2 sconfitte sul campo nel crollo morale di tutto l'esercito prussiano. E qui mi fermo un attimo perché io sono affascinato da questo film, Anch'io. Che è I Duellanti, perché I Duellanti è un film, è il primo film che ha fatto Ridley Scott. Secondo me è un grande regista, soprattutto la triade dei primi 3 film che ha fatto, e cioè I Duellanti del 77, Alien del 79 e Blade Runner dell'82, sono dei capolavori. Speriamo che anche il film su Napoleone, che uscirà a novembre, almeno stia a livello di quello che è stato fatto. Ecco, se non avete visto questo film vi consiglio di vederlo. È la storia di 2 ussari francesi, uno del 7º, si vede qua, si riconoscono dalle uniformi, uno del 7º ussari, che è Harvey Keitel, e Kit Carradine, che invece è del 3º ussari, con la pelisse, il dolman, questa giacchetta che gli ussari portavano sulla spalla, prende il nome di dolman, che aveva anche un bordino di pelliccia che si chiamava appunto pelisse, ed è caratteristico degli ussari. Questi 2 personaggi, per tutte le guerre napoleoniche, tutte le volte che si incontravano, duellavano tra di loro per una questione che era sorta all'inizio, una questione anche abbastanza sciocca, abbastanza stupida. E veniamo alla terza specialità, che è la cavalleria di linea. Cosa vuol dire cavalleria di linea o cavalleria media? Vuol dire i dragoni. Sono cavalli di medie dimensioni, è la cavalleria più versatile che gli eserciti napoleonici avevano a disposizione. Sono armati con spada e con un moschettone. Vedete che non c'è scritto carabina, non c'è scritto pistole, perché in origine i dragoni nascono come fanteria montata. I dragoni alla fine del 600, inizio del 700, nascono, si sviluppano e vengono utilizzati come fanteria montata, quindi dei uomini che si spostavano a cavallo e per combattere scendevano a piedi. Quindi portano ancora il vecchio moschetto, che è un moschetto un po' più corto, il moschettone, il vecchio moschetto della fanteria, anche durante le guerre napoleoniche. Avevano per loro natura una funzione multiruolo, facevano un po' di tutto, operavano in formazione chiusa e quindi potevano caricare come la cavalleria pesante dei corazzieri, e infatti in molti casi durante le guerre napoleoniche è stato così. Non so quanti di voi lo sappiano, la famosa carica di cavalleria Eylau del 1807, la battaglia tra i francesi e i russi in Polonia praticamente, la maggior parte dei reparti che ha caricato
erano reparti di dragoni, non reparti di corazzieri, però è ricordato il fascino del corazziere che carica la battaglia di Eylau. Ovviamente i dragoni avevano anche il ruolo della cavalleria leggera, per cui l'esplorazione, l'inseguimento, l'attacco sui fianchi, il controllo dei fianchi e così via. Qui ci tenevo a riportare anche questa immagine, ripeto sempre, di Giuseppe Rava, che raffigura due tipologie di impiego dei dragoni, quella il servizio a cavallo e il servizio a piedi. Ecco, se dovessimo fare una considerazione sull'addestramento, possiamo dire, per sintetizzare, che la cavalleria pesante era il reparto montato più addestrato a combattere in formazione. La cavalleria leggera era il reparto più addestrato a combattere in modo individuale e quindi aveva un limite a combattere in formazione. I dragoni erano addestrati metà del tempo a combattere a cavallo in formazione e metà del tempo a combattere a piedi, al servizio a piedi, quindi avevano dei vantaggi e degli svantaggi che sono tipici di chi si trova in un ruolo intermedio. Io quando penso ai reggimenti di dragoni, a me viene sempre in mente la canzone di Luciano Ligabue, Una vita da mediano, perché io penso che il lavoro duro sul campo di battaglia molto spesso fosse affidato ai dragoni, perché avevano questa funzione multiruolo che le altre due tipologie di cavalleria, la cavalleria leggera e la cavalleria pesante, invece non avevano. E veniamo ai lancieri. Ecco, i lancieri sono una cosa un po' particolare. Lancieri ovviamente cavalleria armata di lancia che negli eserciti francesi si chiamavano lancieri, ma per esempio negli eserciti di lingua tedesca e di lingua slava venivano chiamati ulani. Ulani è un termine che deriva da una parola turca che dovrebbe pronunciarsi oglan o qualcosa del genere, che significa uomo giovane, giovanotto. Ecco, cosa vuol dire lanciere? Vuol dire uomini del tutto simili e quindi caratteristiche del tutto simili a quelle della cavalleria leggera, sia come corporatura degli uomini che come corporatura dei cavalli, in cui generalmente solo il primo rango era armato di lancia. Vedremo fra un attimo che la cavalleria combatteva in due ranghi, cioè le file dei cavalieri combattevano fianco a fianco, un rango dietro l'altro. Ecco, il primo rango aveva la lancia come arma principale, e poi aveva anche la sciabola, e poi avevano le carabine o le pistole. Il secondo rango invece non aveva la lancia, aveva soltanto la sciabola. I compiti erano simili a quelli della cavalleria leggera, infatti spesso i lancieri facevano attività di inseguimento, attacco sui fianchi, esplorazione, però possedendo la lancia, che era un'arma importante, e adesso diremo qualcosa di più sul concetto dell'arma importante della lancia, potevano essere utilizzati per un'azione risolutiva. E qui è molto importante dire due parole sul problema dell'addestramento. L'addestramento di un lanciere era fondamentale. La lancia senza addestramento è un'arma praticamente inutile. Infatti la qualità dei reggimenti di lancieri era molto diversa tra loro in relazione alla modalità di addestramento. Ad esempio, erano particolarmente apprezzati i lancieri dell'esercito francese, i lancieri francesi, che erano stati addestrati sulla base dell'esperienza dei lancieri polacchi. I lancieri dell'esercito polacco erano particolarmente apprezzati, i lancieri austriaci, che si chiamavano, nel caso austriaco si chiamavano ulani, però ad esempio quando la Prussia nel 1813 ricostruisce l'esercito per combattere contro Napoleone, organizza tutta una serie di reparti di milizia che venivano chiamati Landwehr, che è il termine tedesco per questi reparti, li arma con delle lance, le quali però questi reparti però non avevano sicuramente l'efficacia dei lancieri addestrati. Ho una curiosità, perché non è così scontata: la lancia viene usata nella maniera che tutti noi immaginiamo, quindi per, come dire, infilzare l'avversario caricandolo,
ma guardate in questa immagine la lancia veniva usata impugnandola sotto mano, vedete, e quindi veniva usata come un'arma da taglio, non so se riesco a intenderci, come un'arma da taglio che colpiva l'avversario maneggiandola frontalmente in questo modo, cioè quando il lanciere era addestrato poteva sfruttare nel momento in cui si arrivava a corta distanza e la lancia poteva diventare un impaccio, poteva usare la lancia per colpire l'avversario mulinandola in questo modo di fronte a sé, stando ovviamente a cavallo. Ecco, poi c'era la cavalleria irregolare. La cavalleria irregolare, tipicamente noto a tutti, sono i cosacchi, i cosacchi che erano il reparto di cavalleria regolare dell'esercito russo, ben noti i cosacchi del Don, i cosacchi del Dnepr, soprattutto i cosacchi provenivano inizialmente dalle zone dalle steppe della Russia meridionale e dell'Ucraina orientale. Credo che adesso con la guerra russo-ucraina tutti abbiamo ben presente com'è la geografia di quei luoghi, però poi i cosacchi avevano colonizzato anche altre zone, per cui ad esempio le zone del Caucaso, del Volga, per cui c'erano i cosacchi del Kuban, che erano i cosacchi del Caucaso, e i cosacchi del Volga, c'erano diversi reparti. Erano irregolari, non erano, cioè erano inquadrati nell'esercito, ma non avevano l'addestramento e la formazione dei reparti regolari. Non erano organizzati in reggimenti, ma erano suddivisi in sotnie, che sono come gli squadroni di cavalleria. Ovviamente erano reparti leggeri, l'arma principale anche per loro era la lancia, con sciabola piuttosto che carabina o pistole. L'azione dei cosacchi era semplicemente quella di esplorazione, inseguimento, attacco di unità che erano scosse, che erano provate. Per esempio ci sono un sacco di testimonianze del fatto che i cosacchi hanno attaccato la cavalleria francese dopo la carica a Eylau, cavalleria che ormai era scossa, che ormai era come dire, usurata, che aveva consumato il proprio slancio. Durante il rientro nelle linee francesi sono stati pesantemente attaccati dai reparti cosacchi e hanno subito molte perdite in questa azione. Difficilmente operavano frontalmente contro la cavalleria regolare. Contro la cavalleria regolare avrebbero avuto sempre la peggio. Siccome spesso, come dico, faccio vedere reparti francesi, qui riporto 3 esempi di reparti di cavalieri non francesi. Il primo a sinistra è un ussaro del Brunswick del 1815 delle guerre napoleoniche, il secondo è un corazziere russo del 1812, si riconosce dal fatto che ha il monogramma A di Alessandro I sulla gualdrappa del cavallo, e poi ma anche i colori. Ma anche i esattamente, colori. si riconosce che è del 12 perché l'elmo aveva questa particolare cresta, perché fino al 1800, mi pare 7-8, la cresta era leggermente diversa, e questo è l'elmo 1812. E l'ultimo è un ulano, un lanciere austriaco. Andiamo avanti. Ecco, questo l'abbiamo già detto, la cavalleria era molto importante e appunto le armi principali della cavalleria erano spade o sciabole da un lato, e per quanto riguarda il lanciere la lancia. Perché parliamo di questa cosa? Perché entriamo un pochettino più nel dettaglio di che cosa voglia dire le armi della cavalleria. Allora, che differenza c'è tra una spada e una sciabola? La differenza sostanziale tra la spada e la sciabola è la forma. La spada è dritta, ha una lama dritta, di solito con un filo, a volte 2 fili, il filo è la parte tagliente della lama, a volte un filo, a volte 2 fili, con una punta consistente. La caratteristica morfologica di questa arma è proprio quella di colpire di punta, perché essendo dritta ha una rigidezza maggiore rispetto a quello che vedremo adesso, cioè alla sciabola. Ovviamente, avendo un filo tagliente, poteva anche colpire di taglio. L'altra tipologia di arma, e scusate, stavo dimenticando,
a parte che è scritto. La spada è l'arma tipica della cavalleria pesante e della cavalleria media. L'altra arma è la sciabola, che è tipica della cavalleria leggera, dei lancieri, tutti i reparti di leggeri, ussari, cacciatori a cavallo e così via. Lì vedete le dimensioni. Che caratteristica ha? È leggermente incurvata. La sciabola è leggermente incurvata, ha una punta, può colpire di punta, ma preferenzialmente per le sue caratteristiche morfologiche la sciabola colpisce di taglio. E sotto avete la lancia della cavalleria. Come vi dicevo, la lancia della cavalleria, non pensate alle lance, quelle del periodo medievale, quindi non pensate a lance lunghe 4-5 metri che potevano essere di grande impaccio nel momento in cui avveniva l'impatto, perché se non colpivano diventavano inutili. Questa è la tipica lancia di cavalleria, era lunga 2,5 metri, 2,70 metri, e veniva imbracciata, vedete, con quella cinghia che qui è indicata di colore bianco, che appunto serviva a trattenerla, quindi non era imbracciata afferrando l'asta di legno, ma era trattenuta con quella cinghia bianca che serviva anche poi per poterla mulinare durante il combattimento. E un'altra cosa, ecco, che mi è sembrata interessante, di cui non si parla secondo me quasi mai, è la tipologia di colpi che venivano dati durante gli scontri della cavalleria. Ecco, guardate la silhouette dell'omino, si vede che il 70% dei colpi erano inferti al braccio destro, che vuol dire all'avambraccio e alla mano. Per quale motivo? Perché il braccio destro era il braccio con cui il cavaliere impugnava la spada piuttosto che impugnava la sciabola, ed era quindi la zona più esposta al colpo. Poi ovviamente vi erano anche un certo numero di colpi alla testa, un 20% di colpi nella zona della testa e chiaramente alcuni colpi al petto. Guardate per esempio questa rappresentazione. Qui si vede bene, questa è una rappresentazione della carica del combattimento a cavallo tra i granatieri a cavallo francesi da un lato e i cacciatori a cavallo bavaresi alla battaglia di Hanau del 1813. Si vede ad esempio questo granatiere a cavallo che sta attaccando, sta caricando con l'arma puntata per colpire di punta, che come dicono gli inglesi parlano di thrusting. Se andate a leggere su qualche fonte inglese il termine che viene usato è questo. Come anche invece, guardate, i cacciatori a cavallo, fateci caso, impugnano tutti l'arma da taglio col braccio destro, impugnano l'arma per colpire di taglio. Per colpire di taglio, i colpi di taglio, in Italia si usa il termine fendente, di fatto i colpi di taglio sono di duplice natura. C'è il colpo dall'alto verso il basso a colpire sulla testa dell'avversario, e poi c'è il colpo di taglio. Il colpo più critico, e che era quello che veniva usato nella maggior parte dei casi, non è tanto il colpo di punta, non è tanto il colpo di taglio, che in italiano ho trovato che andrebbe chiamato traversone, ma è il fendente dall'alto a colpire per esempio la testa dell'avversario piuttosto che l'attaccatura della spalla dell'avversario. Infatti c'è un'altra curiosità che vale la pena di sottolineare. Fateci caso che le uniformi portavano delle bandoline. Non so se avete mai visto le uniformi napoleoniche. Le uniformi napoleoniche sono tutte molto pesanti e i reparti di cavalleria, ma anche i reparti di fanteria, hanno queste bandoliere di cuoio molto duro, hanno queste spalline e controspalline piuttosto importanti, che servivano proprio nel combattimento ad attutire, qualora il colpo non fosse veramente letale, riuscivano ad attutire il colpo. Ecco, tenete conto che molto più che rispetto alle ferite da arma da fuoco, nel 30% dei casi le ferite da arma bianca erano ferite letali. Questa cosa che vi ho detto sembra curiosa, ma vale anche per i lancieri, perché il lanciere nel momento dell'impatto poteva, uso un termine inappropriato ma almeno ci intendiamo, infilzare l'avversario,
cosa che peraltro era molto difficile da fare. E poi quando si trovava in combattimento poteva mulinare la lancia per colpire con la punta e la lama. La lancia aveva una punta, ma aveva anche il fianco del puntale della lancia era anche tagliente, poteva colpire l'avversario, e la tipologia di ferite era esattamente sempre la stessa. Qui vedete due esempi. A sinistra vedete la carica della brigata pesante alla battaglia di Waterloo, sono quelli che hanno caricato il corpo di d'Erlon durante la battaglia di Waterloo. Qui si vede un dragone che sta per colpire un fendente dall'alto verso il basso, questo è chiaro ed evidente, e si vede qua dietro invece un dragone che sta tirando un traversone, quindi un colpo di traverso. Prima ho detto che il colpo di traverso era meno efficace perché nei colpi di traverso la lama spesso si piegava, e l'unico modo per evitare che la lama si piegasse è colpire dall'alto verso il basso. Tenete conto che le lame, c'è anche questo aspetto da considerare, le lame facevano il loro servizio non tanto perché fossero affilate, perché le lame non erano particolarmente affilate, ma a causa del peso proprio. Quindi un fendente dall'alto verso il basso, per la semplice forza impressa dal cavaliere e il peso stesso della lama, poteva, scusate questo dettaglio un po' macabro, poteva tagliare in due una persona o spaccare la testa a una persona. Qui avete invece un episodio, per chi si interessa di queste cose, abbastanza famoso, che è la morte del principe Luigi Ferdinando di Prussia durante la campagna del 1806 alla battaglia di Saalfeld, con un colpo, come si dice, un colpo di punta, un caso abbastanza particolare. Andiamo avanti. Ecco, le funzioni sul campo di battaglia in parte l'abbiamo già detto parlando delle specialità, e qui le dettagliamo. Le funzioni sono quella di copertura delle unità maggiori, le unità maggiori di fanteria, ma anche le unità maggiori di cavalleria. Quindi la cavalleria faceva attività di esplorazione, di schermaglia, faceva un'azione d'urto sulle formazioni nemiche e faceva poi un'azione di inseguimento delle truppe in ritirata o demoralizzate. E come vedete, e come diceva anche Napoleone, la cavalleria è utile prima, durante e dopo la battaglia, perché queste sono tutta una serie di funzioni in sequenza che venivano compiute prima, durante e dopo la battaglia stessa. Come operava, come combatteva la cavalleria? La cavalleria, abbiamo detto, sul campo di battaglia combatteva in formazione chiusa. Combatteva in formazione chiusa su due righe, quindi c'erano due si chiamano righe, due file di cavalli messe una a fianco all'altra. Ogni cavallo... Lo si veda nella slide successiva questa cosa, se non ricordo esatto, male. Ecco. Esatto. Ogni cavallo occupava circa 1 metro, 1,5 metri di fronte. Passiamo subito, anche se questa immagine è bella perché fa vedere a sinistra una carica di corazzieri, a destra la carica dei lancieri rossi, che sono i lancieri olandesi alla battaglia di Waterloo. Eccolo qui vedete lo schema di uno squadrone di cavalleria. Lo squadrone di cavalleria, che era, come dire, il reparto base del reggimento. Ogni reggimento era formato da 4-5 squadroni, un centinaio di uomini schierato in doppia fila. Ecco, li vedete. Lo squadrone poi era diviso in 2 compagnie, in 2 mezzi squadroni, ma operavano insieme e diciamo sul campo di battaglia cercavano il più possibile, e anche questa è una cosa importante da sottolineare, che a volte viene travisata. Nei combattimenti di cavalleria una delle cose più importanti era mantenere la formazione. Più la formazione rimaneva compatta, più difficilmente il nemico riusciva a insinuarsi nel reparto avversario, e quindi mantenere la formazione compatta era favorevole per l'ottenimento del risultato finale. Andiamo avanti, vi faccio vedere un po' come operavano i reggimenti di cavalleria. I reggimenti di cavalleria sul campo di battaglia operavano in linea, quindi uno squadrone a fianco all'altro, o comunque un po' più avanti e un po' più indietro a coprirsi reciprocamente, oppure in colonna, uno dietro l'altro, uno squadrone dietro l'altro, oppure avevano delle formazioni miste, delle formazioni a scalare,
delle formazioni a scalare su un solo fianco, su entrambi i fianchi e così via. Ognuno di quelle cose lì, di quelle immagini Cose che tra vedete, parentesi noi vediamo anche attualmente con i mezzi corazzati, per quanto riguarda i spostamenti. assolutamente sì, assolutamente sì. La copertura reciproca dei plotoni carri funziona sostanzialmente nello stesso modo. Ci sono delle distanze standard che, diciamo, da regolamento devono mantenere, e quindi poi sul campo operano secondo delle disposizioni regolamentari. Banalmente una breve considerazione su cosa voleva dire operare in linea o cosa voleva dire operare in colonna, perché ci sono in entrambi i casi vantaggi e svantaggi. Quando un reparto operava in linea, operava su un fronte più ampio, sfruttava praticamente tutti gli uomini dell'unità, era in doppia fila, 600 uomini coprivano, 600 uomini vuol dire in doppia fila 300 davanti e 300 di dietro, ogni cavaliere occupa tra 1 metro e 1 metro e mezzo, 300 uomini occupavano circa 400 metri, quindi aveva un bel impatto morale sul nemico vedersi questa massa di cavalleria compatta che veniva avanti. L'ideale di queste formazioni allineate era quella di aggirare i fianchi del nemico, perché appunto era molto estesa, e essendo solo su 2 file era un bersaglio poco pagante per l'artiglieria, se non a corta distanza. Peraltro il problema di muoversi in linea era che era molto più difficile mantenere l'allineamento. Cioè, provate a immaginare 2 file di cavalieri lunghe 400 metri che si muovono per 200, 300, 400, 500 metri, 1 chilometro, devono mantenere l'allineamento. Era facile perdere questo allineamento, l'avanzata era molto lenta e soprattutto, cosa non banale che è sempre importante nell'impiego della cavalleria, bisognava avere un terreno adatto per questa tipologia di formazione. Cioè, ci voleva un terreno molto ampio, libero da discontinuità, vuol dire steccati, vuol dire fossati, vuol dire staccionate, vuol dire siepi e così via. Le unità in linea avevano i fianchi molto deboli. Questo in generale è sempre vero per la cavalleria frontalmente è molto forte, i fianchi sono molto deboli. Cosa vuol dire caricare in linea? E qui vediamo qualche esempio. Questo è un tipico esempio di carica in linea. Qui vedete la carica della Household Brigade e della Union Brigade contro il corpo di d'Erlon. Già prima abbiamo visto un'immagine e si vede che è una tipica carica in linea. Vedete lì i reparti con i vari reggimenti, vedete quei rettangolini grigi rappresentano i singoli squadroni che hanno sviluppato la carica in quella che è la ricostruzione storica più accertata. O se a qualcuno interessa, io ho colorato in verde la posizione della Essant, che è qui così, che era al centro del campo di battaglia, e in marroncino la posizione della cosiddetta cava di sabbia dove erano collocati alcune compagnie del 95esimo Rifle inglesi. Andiamo avanti. Ecco un altro esempio di carica in linea della cavalleria napoleonica. Questo è sul campo di battaglia di Wagram, all'estrema destra della linea francese. Qui vedete i reparti che si muovono in colonna e poi si schierano in linea e combattono in linea contro altrettanti reparti austriaci, gli Hussari di Blankenstein e i cacciatori di O'Reilly erano tra i reparti di cavalleria leggera austriaca più rinomati. Da questa parte vedete una serie di reparti francesi, è presente anche il reggimento, l'ho riportato perché è un reparto italico, il reggimento Dragoni Regina, che era reclutato nel Regno Italico, appunto. Mi stava venendo per dire in Italia, ma l'Italia non esisteva, nel Regno Italico. In colonna, cosa voleva dire operare in colonna? Operare in colonna voleva dire che era più facile muoversi, era più facile mantenere l'allineamento. Una colonna riesce a ruotare molto più agevolmente rispetto a una linea molto lunga. La colonna era l'ideale per sfondare la linea nemica. Infatti c'era una preferenza dell'operatività in colonna da parte dei reparti pesanti, corazzieri piuttosto che dragoni. Il problema qual è? Il problema della colonna? Il problema della colonna era che era molto vulnerabile al tiro d'artiglieria, perché
la palla rimbalzava e colpiva anche i ranghi posteriori, e un qualunque ostacolo sul fronte d'avanzata poteva bloccare il fronte d'avanzata di tutta la colonna. Peraltro la colonna era più versatile, per cui ad esempio poteva essere utilizzata su terreni rotti in cui uno schieramento in linea non è che fosse particolarmente opportuno. Alcuni esempi di cariche in colonna. Qui ho riportato, secondo me, una delle battaglie di cavalleria. Tutti pensano che lo scontro di cavalleria più grosso di tutte le guerre napoleoniche sia la carica della cavalleria pesante francese a Eylau, che abbiamo già citato un paio di volte, e invece il combattimento di cavalleria forse più importante come numero di uomini coinvolti è la battaglia di Liebert-Volkwitz, che è una delle fasi iniziali della battaglia di Lipsia del 1813, che ha visto la sconfitta della cavalleria francese, che li vedete qui in alto a destra, contro la cavalleria prussiana e russa. Vedete dei reggimenti russi, al centro i corazzieri prussiani, corazzieri della Slesia, della Prussia orientale e del Brandeburgo. Altro esempio, visto che l'abbiamo citato, vi faccio vedere anche questa rappresentazione, questa immagine. Con tutta probabilità, perché ci sono molti elementi di incertezza, e tutti quelli, secondo me, che pensano di avere la verità in tasca parlando della battaglia di Eylau, sarebbe invece meglio muoversi con maggiore cautela. Con tutta probabilità molti storici, la maggior parte degli storici più attenti, rilevano che alla battaglia di Eylau la carica della cavalleria francese è probabilmente avvenuta su un'unica grossa colonna, o forse su due colonne parallele, perché su un terreno molto disagevole. Voi pensate anche che la cavalleria, per poter operare su un terreno innevato e ghiacciato, la cavalleria deve essere ferrata. Ci sono dei resoconti in cui alcuni ufficiali nella campagna del 1812, quindi Eylau è del 1807, nella campagna del 1812 si lamentano perché la cavalleria francese non ha i ferri per poter operare sulla neve e sul ghiaccio. Quindi sicuramente la carica Eylau è stata una carica in colonna, una o due colonne non sappiamo, e sicuramente è una carica che ha proceduto al trotto. Se qualcuno di voi, quindi molto lentamente, se qualcuno di voi ha il libro del Chandler, andate a leggervi la descrizione della carica di cavalleria che ne fa il Chandler nelle campagne napoleoniche, che è quanto di più lontano c'è dalla probabile realtà degli eventi. Però ormai questa è una battaglia, è uno scontro che è finito nel mito, e quindi va bene così. Un altro scontro di cavalleria in cui si scontrano reparti in formazione mista, quindi sia reparti in colonna che reparti in linea. Ecco, vedete ad esempio in alto, questo è uno scontro della campagna del 9 tra gli austriaci, l'impero austriaco, anzi non era più impero, tra gli austriaci e l'esercito francese. Vedete i reparti in blu, i francesi e i loro alleati. Vedete, c'è della cavalleria leggera del Baden, del Württemberg, della cavalleria bavarese, i reparti pesanti in colonna. Gli austriaci, che numericamente erano inferiori, per riuscire a coprire il fronte hanno dovuto necessariamente schierarsi in linea. C'è stato uno scontro principale in questo punto, come si vede anche qui, e poi gli austriaci si sono ritirati. Ecco, come avveniva una carica di cavalleria? Anche qui dobbiamo dimenticarci un po' certe rappresentazioni cinematografiche. Non so, Il Signore degli Anelli lascia un po' a desiderare da questo punto di vista rispetto alla storicità. Ovviamente è un film fantasy, quindi vale tutto, però la carica di cavalleria prevedeva un'avanzata lenta fino a un terzo della distanza dall'obiettivo. Poi quando si arrivava veramente vicini al nemico, quindi a 250-300 metri, l'andatura tendeva ad accelerare e poi si partiva al galoppo che però, ripeto una cosa che ho già detto prima, significava un'andatura in cui era importante e fondamentale mantenere i ranghi serrati, perché altrimenti la cavalleria avrebbe perso molta della sua efficacia.
Tenete conto che ci sono tanti resoconti che riportano il fatto che la cavalleria caricasse al trotto o a un piccolo galoppo, quindi non si raggiungessero mai le velocità massime che state vedendo in questa slide. Ho un'altra cosa importante da dire delle cariche di cavalleria, e che è la caratteristica tipica che dovevano avere tutti i comandanti di cavalleria, è il cosiddetto colpo d'occhio. Cosa vuol dire il colpo d'occhio? Vuol dire che quando tu hai lanciato un reparto, soprattutto un reparto di cavalleria, non è che lo puoi fermare perché ti dici ah no, mi sono sbagliato. Perché, e quindi il colpo d'occhio cosa voleva dire? Voleva dire cercare di capire e di anticipare quali sarebbero state le mosse dell'avversario, per cui lanciando il proprio reparto di cavalleria, dopo qualche minuto, quando il reparto sarebbe arrivato a contatto, si sarebbero verificate le condizioni ideali per sfruttare la massa del reparto, la carica del reparto, e quindi bisognava anticipare, prevedere quello che sarebbe successo. Questo vuol dire, a mio avviso, e non solo, il colpo d'occhio dei comandanti di cavalleria. Per cui, in estrema sintesi, ecco, le idee basate sulle rappresentazioni cinematografiche, ma devo dire anche tutte le rappresentazioni grafiche, che sono anche bellissime, perché ne vedete qua tantissime, sono abbastanza fuorvianti. In molti casi non si arrivava poi veramente a un impatto, e molto spesso quello che faceva la differenza era, come dicevano all'epoca, la forza morale del reparto, cioè spesso il reparto avversario, se veniva affrontato con particolare irruenza, con particolare forza, tendeva a, in questo caso non possiamo dire girare i tacchi, comunque girare i cavalli e andarsene via. Avevano grande efficacia i combattimenti, gli attacchi sul fianco. Abbiamo già detto prima il fatto che era molto importante, che un qualunque reparto di cavalleria aveva una grossa debolezza legata ai propri fianchi. Avere a disposizione dei reparti, la cavalleria non è come la fanteria, è un'arma che una volta che viene usato ha i cavalli spompati, i cavalli stanchi, per cui deve ritirarsi e deve trovare il modo di riformare i ranghi, di ricostituirsi, di dare tempo ai cavalli di riprendersi. Per cui avere a disposizione uno squadrone fresco, un reparto fresco da buttare in mischia al momento buono poteva anche essere decisivo. E veniamo forse a una cosa un po' più prosaica. Buona parte del lavoro della cavalleria leggera, ma anche cavalleria di linea, cioè i dragoni, era l'attività con funzione di esplorazione, schermaglia, copertura del nemico. Qui sono rappresentati dei cacciatori a cavallo bavaresi. Qui vedete una formazione tipica. Cosa faceva lo squadrone? Lo squadrone comunque rimaneva in formazione a una certa distanza, pronto a intervenire, e distaccava dei drappelli che operavano a distanze via via crescenti, in qualche caso addirittura smontavano da cavallo per sparare. E qui a fianco avete un paio di immagini di un ussaro, Sesto Ussari francese. Non è che lo riconosco dalle uniformi, lo riconosco semplicemente perché c'è il numero 6 indicato qua così, sotto invece sono dei cacciatori a cavallo sempre francesi. Arriviamo così pian pianino, stiamo arrivando alla fine. Sicuramente anche qui l'idea dei quadrati. Cosa faceva la cavalleria e cosa faceva la fanteria quando era affrontata dalla cavalleria? La fanteria di per sé era estremamente vulnerabile se veniva trovata in formazione di schermaglia, quindi in ordine aperto, veniva fatta a pezzi, ma anche quando era in formazione in linea piuttosto che in colonna, non aveva praticamente alcuno scampo dalla cavalleria. Il modo per poter affrontare la cavalleria era quello di mettersi in quadrato, e qui vedete un paio di rappresentazioni che credo rendano l'idea di che cosa vuol dire chiudersi in quadrato. Tipicamente il quadrato era formato da 3-4 file di uomini in profondità, e quindi era un quadrato cavo all'interno ci stavano gli ufficiali superiori, e gli uomini facevano questa sorta di barriera umana contro i cavalieri.
Ecco, purtroppo anche qui, siccome c'è l'idea diffusa che le guerre napoleoniche siano la battaglia di Waterloo, c'è anche l'idea diffusa che i quadrati fossero qualcosa di imbattibile, di insfondabile, perché quando il quadrato veniva distrutto si diceva veniva sfondato. Però esistono tantissimi casi, veramente tanti casi, sia di quadrati francesi, inglesi, russi, prussiani, austriaci, spagnoli, distrutti, sfondati, soprattutto in tutte quelle circostanze in cui la cavalleria era supportata, magari supportata dall'artiglieria, perché il quadrato era un bersaglio molto pagante, essendo molto denso e molto profondo, i colpi che andavano a finire sul quadrato i colpi d'artiglieria che finivano sul quadrato facevano un danno notevole. E quindi quando la cavalleria era supportata dall'artiglieria, e questo è il motivo per cui insieme con le brigate di cavalleria operavano ad esempio le batterie di artiglieria a cavallo, i quadrati avevano molto spesso la peggio. Non è così comune, però in letteratura esistono riportati tanti casi in cui questo fenomeno si è verificato. Ecco, ho dovuto proprio per dire quanto c'è l'idea di Waterloo come guerre napoleoniche, ho dovuto fare fatica a trovare una qualche raffigurazione di attacco di cavalleria contro i quadrati. Qui è certamente la battaglia di Borodino, ed è un attacco di corazzieri russi a un quadrato di fanteria francese. Qui a fianco avete lo schema di come operava la cavalleria contro i quadrati, perché era addestrata anche a operare contro i quadrati. L'idea era quella di mettere gli squadroni uno, dietro l'altro, guardate l'immagine, è abbastanza esplicativa. Il primo squadrone doveva ricevere il fuoco di moschetteria, tipicamente veniva attaccato l'angolo del quadrato, perché in questo modo c'erano meno moschetti che potevano sparare sul nemico, e quando la fanteria aveva scaricato i moschetti, il primo squadrone scartava a destra e a sinistra rispetto al quadrato e arrivava il secondo squadrone che poteva andare a colpire il quadrato senza essere disturbato dal fuoco di moschetteria. Per contro i quadrati tra di loro si supportavano reciprocamente. Qui vedete che ce ne sono due disposti a scacchiera, perché era proprio l'idea con cui andavano disposti i quadrati, in modo tale che la cavalleria si infilava in mezzo e in queste zone c'era una sorta di canale di fuoco in cui entrambi i quadrati potevano sparare con un fuoco di infilata sui cavalieri che si sarebbero trovati lì in mezzo. Abbiamo finito, quindi siamo arrivati all'epilogo. Magari qualcuno, dice: ma come non hai parlato dei comandanti della cavalleria? Diciamo due parole su questo personaggio che è forse l'emblema della cavalleria francese, cioè il generale Lasalle. Il generale Lasalle è il tipico ussaro libertino, bizzarro, attaccabrighe, fumatore incallito, donnaiolo, bevitore, inveterato, duellava anche per le questioni più futili, addirittura ha avuto una storia incredibile quest'uomo, è diventato l'amante della cognata di Berthier. Il maresciallo Berthier aveva un fratello che era sposato con una signora e lui è diventato l'amante di questa tizia qui così, e poi l'ha pure sposata, e aveva anche queste uscite molto particolari che penso che tutti quelli che sono appassionati di storia napoleonica conoscono bene, per cui ad esempio dopo una bevuta memorabile con un proprio amico ha detto a questo amico: ogni ussaro che a 30 anni non è ancora morto è un cialtrone. Tenete conto che Lasalle morirà a 33 anni alla battaglia di Wagram, lo diremo fra un attimo. È un generale, prima colonnello e poi generale, che ha partecipato a quasi tutte le più importanti campagne napoleoniche fino alla sua morte. Addirittura quando si è sposato con questa donna era in bolletta,
e Napoleone Bonaparte gli ha lasciato un lascito di 200.000 franchi, e quello che racconta, come dire, non so se dire la storia, la leggenda, era presente un prefetto che ha un po' sghignazzato di questa cosa, al che Napoleone ha detto: basta un solo segno di penna per creare un prefetto, ma ci vogliono 20 anni per fare un Lassalle. E l'ultima cosa che mi viene da dire è quello che lui ha scritto preconizzando la sua morte alla battaglia di Wagram nel 1809. Alla moglie scrive una lettera che esiste: il mio cuore appartiene a te, il mio sangue all'imperatore e la mia vita all'onore. Ecco, questo, come dire, è un po' l'epilogo di quello che voleva dire appartenere alla cavalleria, in particolare a questi reparti molto pittoreschi, molto curiosi, che sono i reparti di Ussari. L'altra cosa di cui voglio parlare come epilogo è la carica dello squadrone di cavalleggeri polacchi. Non erano ancora lancieri perché non erano ancora equipaggiati con la lancia, alla battaglia di Somosierra. Cos'è la battaglia di Somosierra? È uno scontro praticamente in una valle incassata dove passava una strada e un torrente con le montagne a destra e a sinistra, in cui gli spagnoli si erano collocati, posizionati nel 1808 per fermare l'avanzata dell'esercito francese su Madrid, che stava qui a sud di Somosierra. La posizione inizialmente è stata attaccata dalla fanteria francese, la quale è stata respinta, e a un certo punto il generale Piret, che comandava la cavalleria leggera francese, è andato da Napoleone e praticamente gli ha detto: no, è impossibile da prendere questa posizione. Così dicono alcuni testimoni oculari, poi bisogna capire quanto è invenzione, quanto è fantasia, quanto è mito. Pare che Napoleone abbia detto: impossibile cosa, le mie guardie fermate da contadini, da bande armate, polacchi prendete i cannoni. Per cui c'è questa carica famosa di questo, è poco più che uno squadrone perché sono circa 200 uomini, cavalleggeri polacchi, che caricano lungo questa valle incassata e riescono a superare 4 linee di pezzi di artiglieria per un totale di 16 cannoni, subendo la perdita di circa un centinaio di cavalleggeri, e riescono ad aprire la strada all'esercito francese. Qualcuno malignamente dice anche, e io da un certo punto di vista comprendo e in parte condivido, che è stato uno spreco della cavalleria, perché la cavalleria non deve essere usata in queste tipologie di operazioni, e molto probabilmente la posizione avrebbe potuto essere aggirata con maggiore lentezza da parte della fanteria, che stava scalando i pendii che circondavano la posizione spagnola. Detto questo, come diceva il famoso programma televisivo di Rai Storia di un po' di anni fa, quando c'era il buon Bernardini, che era secondo me un grande, un libro, un luogo, un film. Il film abbiamo già detto, guardatevi Duellanti, così mi fate contento. Un libro, vi consiglio L'Ussaro di Arturo Pérez Reverte, che è quello di Ala Triste, l'autore di Ala Triste, spagnolo. Secondo me è un bel libro, simpatico, interessante, fa capire molto lo spirito, la psicologia di che cosa volesse dire essere un ussaro. Se vi interessa, se vi piace, fatevi un giro al museo degli Ussari a Tarbes in Francia, io l'ho visto tantissimi anni fa, secondo me sarà anche molto cambiato. Sono andato a vedere il sito e sembra anche molto bello, mi piacerebbe ritornare, ma va bene così. Per approfondire invece dal punto di vista documentale, io propongo questi 3 testi. Poi qualcuno mi ha anche detto: ma come, sempre gli stessi testi? Perché secondo me sono dei testi di base. Poi se volete qualcosa d'altro, non so, guardate prendetevi questo qua, per esempio, che è interessante, questo che è Napoleon, The French Cavalry, sulla cavalleria francese. Poi avete un sacco di testi specifici, per esempio questo su Friedland, sulla seconda parte della campagna del 7. Se siete interessati a Waterloo, prendete questo, che ci trovate tutto quello che vi può essere di interesse
sulla battaglia di Waterloo e va bene così. Detto questo, vedo che hai disinserito il tutto, va benissimo, esco anch'io, vi ringrazio per avermi seguito e se ci sono, come dire, delle osservazioni, insomma, se vi è piaciuta la presentazione, se vi è interessato. Ecco, avevo concluso con il colonnello Lepic, che è il comandante dei granatieri a cavallo francesi alla carica di Eylau, che dice ai suoi cavalieri: sulle teste, queste sono pallottole, non merda, o questa è la mitraglia, non merda, per cui prima di partire alla carica. Molto eroica, probabilmente non l'avrà detto, come Cambron non ha detto la guardia muore ma non si arrende, queste cose qui, però sono passate alla storia così. Allora Marco, guarda, intanto grazie perché hai salvato la mia voce, dato che oggi proprio non ce la si fa. Sì, ci sono live e osservazioni, io partirei più da un'osservazione, che è la seguente. Dice, la cosa del peso della spada che taglia in due le persone è una bufala, le lame in campagna erano propriamente affilate, ma sta cosa dell'affettare persone con ciaco vari, abiti pesanti, sono palle. Cosa rispondi a questa cosa? Allora, dobbiamo intenderci su questa cosa qui. Allora, io personalmente palle no, non sono l'unico che sostiene questa cosa, cioè non è che me la sono inventata io. Il fatto che gli abiti fossero, ad esempio, facciamo un esempio, le treccine che avevano gli ussari è una cosa che è noto e che veniva volutamente tenuta per parare le orecchie dai fendenti di taglio. Il colpo dall'alto ci sono anche dei resoconti di tipo archeologico, perché c'è gente che ha fatto anche questi studi qui così, sui crani piuttosto che sugli scheletri, e si vedono gli effetti di questi colpi dall'alto. Le lame non erano affilate, non vuol dire che le lame avevano il filo piatto, le lame un po' di filo avevano, però non dobbiamo certamente pensare alla filatura, che so, delle lamette da barba piuttosto che dei coltelli che abbiamo adesso. Cioè anche, e qui entro nel merito di quello che è il mio mestiere, anche il metallo che veniva usato all'epoca non aveva certamente le caratteristiche dell'acciaio moderno, però comunque l'effetto del peso proprio e l'effetto, come dire, di questa lama che non è, ripeto, una lama moderna, è sufficiente. Ci sono anche delle descrizioni dei casi in cui la persona veniva, cioè, tagliata, si rompeva la parte della scapola qui in alto, per cui poi il fatto, ad esempio, di avere queste grosse spalline, di avere la bandoliera non so se avete mai visto una bandoliera, non si può dire, la bandoliera di cuoio duro è una cosa, cioè non è paragonabile a un abbigliamento moderno, bisognerebbe provarla e vederla e sentirla. Ok, altra cosa invece. Noi facciamo così, abbiamo opinioni differenti. Vabbè, spero che la live al tuo attento ascoltatore, come diciamo, mediamente gli sia piaciuta, gli sia interessata, e come dico di solito, spero di aver raccontato delle cose che non si sapevano. Ecco, poi. Vabbè, senti, ognuno ha i propri gusti, poi io può benissimo lasciare un dislike oppure non guardare la live, appunto, non c'è nessun problema, nel senso, anzi, se ha fonti migliori le tiri fuori tranquillamente. Allora, invece, perché vedo anche un altro che no, sempre andiamo. Il concetto di tagliare le persone, cioè io non sto dicendo che tagliava in due una persona, ma ci mancherebbe, quelle robe lì è da film splatter non siamo in Kill Bill qui, ok? Esatto, no, cioè stiamo parlando di un altro tipo di taglio. Adesso anche le katane giapponesi, di cui si parla tanto bene e che sembrano le migliori lame di questo, e sono sicuramente degli acciai e delle lame di ottime qualità, però insomma, ok, cioè stiamo parlando comunque di oggetti, di armi da taglio in cui il servizio maggiore lo faceva il peso più che la lama,
cioè più che la filatura della lama, che non vuol dire, cioè cerchiamo sempre, questa è una cosa che cerco di dire sempre anche ai miei studenti, cerchiamo sempre di non essere tranchant nelle cose, cioè le cose non sono mai completamente bianche o completamente nere, cioè c'è sempre un giusto mezzo nelle cose, cioè cerchiamo di vedere le sfumature di grigio dei problemi. Non so se ho convinto il tuo ascoltatore, se no pazienza. Beh, non c'è nessun problema, Marco. Allora, Alessio Baccetti chiede: i carabinieri viene questo termine dall'arma che avevano? No, sì, aspetta, così i carabinieri a cavallo, sì, derivano dall'arma, dalla carabina, sì, Molto bene. Sì, però era un reparto, sì, però il termine sarebbe fuorviante, era un reparto a cavallo, cioè noi siamo abituati a vedere i carabinieri per strada, no? Dice sì, carabinieri, però era un reparto a cavallo, il nome deriva dall'arma, dalla carabina, ma di fatto era un reparto di cavalleria pesante, era anzi all'interno perché i carabinieri, fammi pensare un attimo, c'erano solo nell'esercito francese ed era considerato il reparto di cavalleria pesante di migliore qualità rispetto a quelli dei corazzieri. I francesi avevano 12 reggimenti di corazzieri e 2 di carabinieri, e i carabinieri che facevano brigata a sé, cioè i 2 reggimenti stavano nella stessa brigata, era considerato l'elite dell'elite, perché già i corazzieri erano un reparto nell'ambito dell'esercito francese di grande valore. In generale in tutti gli eserciti la qualità dei reparti di corazzieri era notevole. Sul campo di voi dovete pensare questa cosa, erano le truppe più addestrate a combattere in formazione con i cavalli più grossi. Quando c'è un impatto, quello che fa la differenza è l'energia cinetica, cioè la massa per la velocità al quadrato. Quindi la massa, siccome la velocità è quella che dipendeva dalle condizioni di massa, per cui la massa del cavallo, la massa del cavaliere, la massa dell'arma, l'impatto compatto dell'unità e così via. Mi sa che mi sono bloccato. No, ti abbiamo sentito, sei ritornato comunque. Sono ritornato? Sì, Okay. sì, ti abbiamo sentito comunque. Allora, altra domanda invece: quanto tempo richiedeva l'addestramento del cavallo e del cavaliere prima di poter essere dichiarato operativo? Parecchio parecchio tempo. Ho trovato, allora è una cosa che non così su due piedi non ti so rispondere, però ti posso dire una serie di cose. Allora, ho trovato dei dati per cui per addestrare un cavaliere ci volevano, addestrare in maniera adeguata un cavaliere ci volevano 6 mesi circa. Per addestrare un lanciere ce ne volevano il doppio, cioè un lanciere veramente addestrato aveva bisogno del doppio di tempo. Molto spesso però la cavalleria, e soprattutto alla fine delle guerre napoleoniche, veniva addestrata in tempi molto, molto più brevi. Questa cosa qui purtroppo è vera anche per la fanteria, cioè spesso gli addestravano i fanti a sparare in campagna, cioè intanto che si avvicinavano al nemico, quando facevano le soste i veterani insegnavano alle reclute a sparare. La stessa cosa succedeva con la cavalleria, cioè venivano montati sui cavalli in tempi molto, molto ridotti. Sono di nuovo frizzato. Sì, sono frizzato, ma ti sentiamo. Non riesco a capire il motivo. Probabilmente la connessione che un attimo salta, d'altronde siamo circa 1 ora e 40 connessi. Allora, dato che a questo punto, non lo so, esistono, ecco, dei manuali d'epoca per l'addestramento, che tu sappia? Sì, assolutamente sì. Il testo migliore che riporta tutta una serie di riferimenti sui manuali d'epoca è il libro di Nastdiger, quello che ho fatto vedere prima, Imperial Bayonets, che riporta i riferimenti dei regolamenti vigenti all'epoca per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria. Non esistevano arcieri a cavallo. Se hai le pistole dubito che usi arco e frecce, specialmente contro delle corazze di altri cavalieri. C'erano, allora,
ti dico questa curiosità, c'erano dei reparti irregolari russi, mi pare che fossero i cavalieri bashkiri, che durante le guerre napoleoniche qualche reparto era armato anche oltre che con la lancia, con l'arco, però diciamo è più che altro una curiosità folcloristica. Ok, scusate un attimo, perdonatemi, ogni tanto ho colpi di tosse. Tornando invece alla questione del tagliare a metà una persona con la spada, Dario ci dice che una sciabola tipo 1896 Light Cavalry sono 960 grammi, e quindi gli effetti sì che si vedono, ma da lì a tagliare le persone, insomma, ce ne passa. Commento a riguardo, Marco? Ma quello che dicevo prima, dobbiamo intenderci cosa vuol dire tagliare. Tagliare per me non vuol dire tagliare a metà, affettare cioè tagliare non vuol dire affettare, non vuol dire tagliare a metà una persona, vuol dire per esempio colpire qui in corrispondenza della scapola e entrare dentro lasciando Scapola una clavicola. ferita Scapola clavicola. scusa, la scapola, la clavicola, scusa, tagliare lasciando una ferita che poi diventa mortale, perché cioè, se ti apre in due e Cioè che scende almeno anche... arrivi fino allo sterno circa, no? Esatto, cioè per me questo vuol E dire quindi tagliare. colpisca delle zone abbastanza vitali come appunto i polmoni che adesso fra un po' mi stanno anche collassando ormai. Va bene, direi che a questo punto non ho trovato altre domande, quindi io intanto ringrazio voi che siete stati 1 ora e 40 o poco più connessi qui con noi. Grazie ovviamente Marco Bognardi, perché ogni volta quando ti invito è sempre bellissimo sapere tutti questi dettagli tecnici che oggettivamente a me mancano, e ti ringrazio anche di conseguenza per aver salvato la mia povera voce. Perdonate se oggi ci sono state un po' troppe live nel mezzo, diciamo così, da altri canali, però insomma, nel caso recupererete successivamente in questo weekend questa live. Marco, ultime parole? Niente, allora ringrazio anch'io i tuoi ascoltatori. Ripeto, se qualcuno vuole che io gli lasci la presentazione, non ha che da scrivermi, gliela mando senza problemi. So che ogni tanto c'è anche qualcuno che mi scrive che vuole della documentazione ulteriore. Io quello che ho ve lo posso mandare, ho anche tanti file, ovviamente in formato elettronico, che vi posso spedire, e mi fa solo piacere, perché in quanto appassionato di questo argomento, di questo tema, per me poter raccontare queste cose, poter anche imparare delle cose, per cui se ci sono persone che hanno seguito la live e che hanno dei contributi da darmi, a me personalmente fa solo piacere. Per me, che faccio il professore universitario, io ogni tanto dico, la prima cosa che dovrebbe avere un professore universitario è la volontà di imparare sempre, di imparare cose nuove, e quindi se ci sono cose nuove, informazioni nuove che volete mettermi a disposizione, io sono più che contento. Ecco. Beh, probabilmente in Italia sei l'unico che lo dice tra i professori universitari. Ma va, dai, non dire così, su. No, lo affermo in maniera abbastanza certa. Detto questo, e a questo punto di nuovo ringrazio tutti voi, grazie Marco, noi ci vediamo a una prossima live che, se non ricordo male, sarà credo il 3 di novembre, e avremo appunto il reporter di guerra Semprini, parleremo anche del suo libro, e quindi vi rimando a quella live lì di inizio novembre. Sto veramente, ragazzi, fidatevi, organizzando una live sull'attuale conflitto tra Hamas e Israele, e quindi abbiate pazienza, ma non è una cosa semplice trovare un giorno e le disponibilità dei vari relatori, e di fatto insomma spero di rincontrare invece, per quanto riguarda qualche altro argomento topic interessante, che so, guerra in Crimea, parlo ovviamente ottocentesca, oppure la mia amata guerra dei 30 anni o la guerra dei 7 anni, che sono tematiche anche poco affrontate anche qui su YouTube Italia, se non insomma in maniera un po' così. Potremmo insomma rivederci, ecco Marco, molto volentieri, se tu vorrai, magari anche con qualche altro ospite. Detto questo, io vi rimando alla prossima live, ancora qui
su Paresia. Arrivederci a tutti, grazie Ciao, Marco. grazie. Ciao, 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 grazie a tutti. Ciao.